È iniziata la grande sarabanda televisiva per commentare l'elezione del Presidente della Repubblica. Elezione alla quale io non ho partecipato, nel senso che non ho in alcun modo contribuito all'elezione di un Presidente della Repubblica grigio e opaco nato nelle botteghe oscure della politica. In realtà si tratta di un Presidente della Repubblica che nel suo passato ha anche quello di essere stato un Ministro della Difesa e di aver avvallato l'utilizzo dei missili Milan, quelli all'uranio impoverito, di aver in qualche modo omesso anche il suo utilizzo e dall'altra aver consentito tra le altre cose la continuativa azione nelle basi militari della Sardegna, appunto delle esercitazioni così devastanti per il patrimonio ambientale e naturale della Sardegna. Ma a questo si aggiunge la esigenza di mandare un segnale chiaro, forte, netto alla classe politica nazionale, alle istituzioni dello Stato italiano rispetto a un tema fondamentale, cioè quello dell'autodeterminazione dei popoli. Nel momento in cui non vi è una partecipazione diretta dei popoli all'elezione di un capo dello Stato e soprattutto al governo dei propri territori, occorre in qualche modo rompere questi schemi e così ho voluto fare con i 4 messaggi che ho scandito nelle 4 elezioni, nelle 4 votazioni per l'elezione del capo dello Stato. Si tratta di una scelta che ha provocato qualche reazione critica e qualche altro apprezzamento. Voglio rivolgermi alla parte critica per dire che comunque non vi era altra soluzione per far sentire la voce dei sardi e soprattutto per segnare in maniera netta, forte e chiara una distanza tra certa politica e quell'obiettivo straordinario che noi abbiamo di una Sardegna libera dai condizionamenti dello Stato, di uno Stato oppressivo che da Equitalia all'utilizzo delle aste giudiziarie mette in ginocchio, espropria la Sardegna e i sardi delle proprie terre e le mette a servizio di faccendieri e speculatori di ogni genere, che arrivino dagli enti di Stato agli amici di Renzi e compagni. È evidente che occorre dare un messaggio forte e netto rispetto all'autodeterminazione dei popoli. Noi abbiamo bisogno di autodeterminarci di fronte a uno Stato centralista, sempre più centralista, che richiama a sé sempre di più poteri. È evidente che bisogna reagire e in questa direzione questi 4 voti, questi 4 messaggi sono eloquenti di una Sardegna che vuole ribellarsi, una Sardegna che vuole reagire, che non vuole sottostare alle regole del gioco che la politica italiana ci vorrebbe imporre, per una Sardegna libera, per una Sardegna che sappia realmente essere protagonista del suo futuro.